Beh, intanto un ringraziamento al mio capogruppo Dario Bond, che è stato il promotore di questa grandissima iniziativa. Dico grande perché io sto lavorando su molte iniziative sulla cultura, una tra queste per tutte è il tema della Grande Guerra. L'Ecomuseo della Grande Guerra è la colonna portante su cui in qualche modo reggiamo il progetto straordinario. Regolamentare con legge, di fatto anche dare un po' di copertura finanziaria al fatto che il Veneto ha bisogno di ordinare il tema degli ecomusei, renderli operativi, coordinare i territori, credo sia una grande iniziativa di questo Consiglio regionale e credo che oggi è una bella giornata per la cultura, perché se cultura è economia, se il territorio e la cultura sono i pilastri del turismo che crea economia, oggi abbiamo in qualche modo aiutato questo messaggio che vogliamo dare al nostro Veneto del futuro, cioè un Veneto vivibile, un Veneto attraente, un Veneto accogliente, un Veneto in cui il nostro paesaggio, le nostre bellezze sono da traino a far sì che il mondo venga a visitarci, spenda da noi e ci renda in qualche modo la nostra economia più opportuna rispetto al tempo che corriamo.